contributo di ciascuno che rende questo club, ciò che il governatore ricordava, un grande club, proprio perché la gran parte di voi tutti possiede risorse tali da poter comunque stimolare il lavoro del Consiglio e del Presidente. Per cui io confido veramente nell'apporto di voi tutti, che ci porterà, immagino, attraverso questa nuova avventura, nel secondo secolo di storia. Il 3 luglio si parte con l'ammiraglia per attraversare l'Adriatico, Venezia, Polo Lussio. I rotariani sono tutti volontari, siamo tutti volontari, non prendiamo una lira, un euro, scusate, così avete capito da che ne vengo. Un euro, anzi se nel caso li mettiamo, però sappiamo anche se mettiamo 100 euro vengono usati 99,9 periodico. E quindi dello stile complessivo di questo volume, che io trovo davvero bello, adesso lo valuterete voi, però dare anche atto ai nostri amici sostenitori che con il loro contributo hanno consentito di realizzare non tanto il titolo, ma le manifestazioni del sostegno. Oggi vorrei andare a vedere cosa vuol dire Rotary e Club, perché molto spesso non lo sappiamo. Ogni 2 anni si cambiava presidente, quindi non c'era più un centro di potere. Il potere veniva distribuito e ruotava. E siccome devo ruotare il microfono, lo passo al presidente.
lotteria, molto importante per la raccolta di fondi in supporto ai nostri service. Significa riconoscere la nostra appartenenza responsabile dell'area amministrazione comunale del nostro il gruppo Cosmo. Il motivo per cui siamo qui oggi e ci sarà sicuramente modo ancora con i prossimi relatori di entrare meglio di più nel dettaglio di questo straordinario evento. Per parlarvi un attimo della Commissione Azione Professionale. E dovrei avere il compito di introdurre questo premio, ma io credo che tante parole non servano. Per aver esercitato l'attività nel settore della ristorazione, il premio Paul Harris Fellow è attribuito a Suor Albina Zandonà. Io credo che se tutti un po' ci impegniamo, che delle volte basta anche un sorriso, un saluto, una telefonata, io credo, ci credo veramente, ecco, che possiamo allargare i cerchi di bene e che in questo momento c'è un gran bisogno. Io credo che se c'era qualche dubbio sul perché Suor Albina ha vinto il primo premio con un Paul Harris, adesso è tutto chiaro. Abbiamo il privilegio di avere con noi l'ammiraglio ispettore capo Sergio Liardo, che è il comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, dal 24 settembre 2025.
In realtà ringrazio tutti i colleghi che mi hanno seguito nei 40 anni di attività lavorativa. Io, volendo aggiungere qualcosa di personale, qualcuno si sarà anche un po' sorpreso il fatto che un laureato in geologia sia con un uniforme che in realtà fa riferimento al mare e che poi abbia deciso anche di volare, quindi è un po' stravagante il tutto, parte dalla terra, va sul mare e poi vola, insomma, questo c'ha le idee confuse. No, giuro che le idee erano abbastanza chiare. L'aspetto importante è quello su dove andiamo e su cosa cerchiamo di fare. Noi abbiamo 5 pilastri essenzialmente, io sarò sintetico. Abbiamo una funzione che è tipicamente amministrativa, basti pensare, io oggi incontravo l'assessore Bondo col quale si parlava di pesca. Se un pescatore vuole lavorare sul mare deve prima venire in capitaneria e iscriversi all'agente di mare, poi iscrivere la barca, poi chiedere la licenza di pesca, poi fare attività e quindi essere soggetto, tra virgolette, ai controlli e ai monitoraggi da parte della capitaneria per quanto riguarda la filiera ittica. Cosa intendo dire? Questa funzione di raccordo, questa capacità che il corpo ha, non di essere primo su tutti, ma di essere un corpo che crea sinergia tra tutte le diverse agenzie che operano sul mare. Io facevo prima riferimento al forum delle guardie costiere europee, c'è uno studio e un'analisi, sono state individuate circa 11 funzioni di guardia costiera. Queste 11 funzioni in realtà sono svolte in Europa da più di 300 agenzie. Vi ringrazio dell'attenzione, dell'invito e poi tornare a Venezia è per me sempre un incanto, quindi non lo dico perché sono qua, ma lo dico perché veramente Filippo lo sa, ogni qualvolta è possibile da Roma faccio un salto perché Venezia è Venezia, è insuperabile. Grazie veramente di cuore. Quando parliamo della Fenice usiamo questa espressione: la Scala di Milano è il teatro dei milanesi, la Fenice è la casa dei veneziani. Noi siamo molto legati a questa nostra casa, che è un centro culturale, appartiene alla nostra storia e di cui siamo profondamente innamorati. Adesso in questi giorni è un anno che sono a Venezia, mi trovo benissimo, dico subito. Venezia è un set cinematografico, non devo dirlo io, anzi io spesso cito una frase di Byron. Byron dice che a Venezia ho trovato l'indirizzo dei miei sogni. La condivido perfettamente perché i miei sogni hanno trovato il loro vero, giusto e sicuro indirizzo qui in questa città. La programmazione del teatro secondo me deve ritrovare anzi dei titoli che sono stati di grande repertorio ma che per tanti motivi in qualche maniera sono stati trascurati. Ecco, quindi diciamo è il recupero di tanti titoli, ecco, come Fedora, come Adriana Lecouvreur, come Gioconda, opera venezianissima, Francesca da Rimini, e cito a braccio quelle che possono essere. Perché? Perché la riscoperta di questi capolavori, diciamo negletti negli ultimi decenni, perché sono state scritte migliaia di opere, solo in Italia, nell'Ottocento, io lo cito sempre questo dato, sono state scritte 23.000 opere, pensate, non possiamo fare soltanto la Traviata. A me premeva fin da subito, avendo tu evocato Gorizia, quell'esperienza veramente molto molto importante in cui le scuole italiane e slovene siamo andati lì e abbiamo cantato anche lì. Comunque la scuola veneziana del Lido vincitrici io poi l'ho portata a cantare qui per il compleanno del centenario del Rotary. Grazie.
avevamo visto che il Rotary nasce 1905, siamo a Chicago, in una maniera particolare, ma soprattutto sceglie il nome Rotary, che significa qualcosa che ruota, ma che era significativo a quei tempi perché ruotava di casa in casa, anziché essere il classico club con i velluti tipo quelli inglesi o aristocratici, e soprattutto ruotava la presidenza. Per tenere il tradizionale appuntamento annuale della consegna dei riconoscimenti che il nostro club ormai da molti anni tributa con grande apprezzamento, gratitudine al personale delle forze dell'ordine. Per ricordare chi ci ha inviato un messaggio di augurio, di buon lavoro. Cavagnis è una scuola paritaria, una scuola comprensiva dagli elementari al liceo. E ciò che posso dire è molto semplice, che io vengo sempre volentieri, continuerò a venire volentieri, perché qui trovo sempre la gente. Cioè non trovo chi semplicemente pretende di parlare, di dire, di fare, ma trovo chi fa e chi pazientemente ascolta. È stato fatto un tentativo di far capire come l'incomunicabilità è un problema grosso. Se vi ha detto che si metterà con la prima stronza che passa. Ma l'hai baciata o non l'hai baciata, sta tarata? Ah no! Ci siamo dati un bacio, non so perché l'ho fatto. E viviamo insieme? No, non viviamo più insieme. Quindi? Tu vivi qui. Quindi siamo separati? Sì e no. Sei ricoverata da 2 anni. Mannaggia, però. Anno e abbiamo visto proprio accompagnando questi eventi con la nostra modesto sostegno, abbiamo visto crescere dei lavori davvero interessanti. Io ho scritto
qualcosa ma ruotavano di casa in casa. Già abbiamo nella ruota chi subentrerà a chi oggi subentra. Vi darò children, cioè una ragazzina, cioè una bambina. Grazie a tutto il direttivo che ti ha supportato e grazie a te Sabina che hai supportato tutti noi insieme.